Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Travolto da un trattore guidato dal padre, a Ragusa muore un ragazzo di 15 anni, stava aiutando il papà nell'azienda di famiglia. Tragico incidente stradale ieri sera a Palermo, due ragazzi di 17 e 20 anni sono morti in un violentissimo scontro tra le loro moto, ferito gravemente un altro giovane di 16 anni. Primo caso di West Nile a Messina, una 74enne si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Papardo con forte mal di testa e febbre alta. I successivi esami di laboratorio hanno accertato la positività al virus. A Palermo finisce male il tentativo di imporre il pizza a un imprenditore. Arrestati i due storsori mafiosi che a luglio avevano minacciato e schiaffeggiato il titolare di un'officina, che li ha subito denunciati. Pretendevano 1.500 euro al mese, ricercati altri 4. Continua l'eruzione delle 3 bocche attive sull'Etna. Oggi vertice in prefettura a Catania per coordinare le misure di sicurezza. Il sindaco di Biancavilla: non sfidare il vulcano. Guerra dei tornelli, atto secondo a Montello. Dopo la rimozione dei sistemi di controllo, i gestori dello stabilimento denunciano minacce e un clima di illegalità. La gente occupa la spiaggia, allestisce tavolate, attira i venditori abusivi e rifiuta di andare via. E poi il calcio, Palermo pronta all'esordio in campionato. Domani sera al Barbera attiva arriva la Reggiana. Sugli spalti attesi oltre 27.000 spettatori. A Catania pochi dubbi di Toscano sull'11 antifoggia per la prima stagionale al Massimino. Aloi giocherà in mezzo al posto di Quaini. L'ingaggio di un attaccante resta la priorità del DS Pastore. Bentrovati al TG Sicilia, lo avete sentito, un ragazzo di 15 anni è stato travolto dal trattore guidato dal padre mentre stava lavorando nell'azienda di famiglia nel Ragusano. Anche familiari e studenti devono essere protetti, il monito degli esperti. Veronica Barbarino. Stava dando una mano al padre nell'azienda di famiglia, gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a scuola, ma Andrea Passalacqua, 15 anni, non tornerà più tra i banchi. Il ragazzo è morto schiacciato nella stalla dell'azienda zootecnica mentre probabilmente era salito su una vasca per controllare se fosse piena di mangime per gli animali. Ignaro di questo movimento, il padre, che era alla guida del trattore, l'ha travolto. L'incidente è avvenuto tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Sono intervenuti un'ambulanza del 118 e un elisoccorso, ma quando è arrivato il giovane era già senza vita. E ancora un ragazzo morto in un luogo di lavoro. Che si tratti di un familiare rende la tragedia ancora più grande, scrive Bruno Giordano, magistrato di Cassazione. Accaduta in una provincia che ha pochissimi ispettori all'ASL e un solo ispettore del lavoro, tutti organi ispettivi che fanno capo alla regione. Anche familiari, volontari, gli studenti nei luoghi di lavoro devono essere protetti da tutti i rischi, soprattutto perché più giovani e quindi inesperti. Chi non ha vera formazione, chi non è addestrato, non dovrebbe nemmeno entrare in un'azienda, soprattutto se familiare o studente. Di fronte a una tragedia di questo tipo, conclude, non possiamo arrenderci all'inerzia dell'indifferenza. Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità e che impone rispetto e silenzio. Le parole del sindaco di Comiso, Maria Rita Schiemberi, sulla morte del bimbo di 2 anni annegato in una piscina in una casa di villeggiatura a Caucana, località balneare di Santa Croce Camerina. Un dolore che ha colpito una nostra famiglia comisana conosciuta per la gestione di un noto frantoio. In un attimo di distrazione, mentre i familiari lo cercavano dentro casa, il bimbo in veranda si è arrampicato sulla scaletta cadendo in acqua. Inutili i tentativi per rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri. Tragico incidente stradale ieri sera a Palermo, 2 ragazzi di 17 e 20 anni sono morti in un violentissimo scontro tra le loro moto. Ferito gravemente un altro giovane di 16 anni, Marco Gullà.
Pianti, lacrime, disperazione, l'asfalto che diventa teatro di morte. 2 giovani che erano in sella a 2 moto sono morti in un incidente stradale a Palermo ieri sera in via Duca degli Abruzzi, nei pressi della Palazzina Cinese. Le vittime sono Gabriella Liberti, di 17 anni, e Alessandro Lopriore, di 20 anni, entrambi di Palermo. Inutili soccorsi, i 2 giovani sono morti sul colpo. Quelle che vedete sono le 2 moto che si sono scontrate, 2 SH, o meglio, quel che resta. L'impatto è stato violentissimo, praticamente frontale tra i 2 ciclomotori. Gabriel, il più giovane, stava andando ad una festa a Partanna Mondello, il compleanno della sua fidanzatina, appena sedicenne. Lavorava in un salone di barbiere, progettava di andare a lavorare a Bologna. Nell'altra moto c'era un 20enne, Alessandro Lopriore, che andava verso Palermo e aveva appena sorpassato un'auto, una BMW, che procedeva regolarmente nella stessa direzione. Un lieve impatto nel paraurti posteriore sinistro, forse quel tanto che basta per fargli perdere il controllo della moto. Ferito anche un sedicenne, le sue condizioni sono molto gravi, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. Sul posto si sono immediatamente recati parenti e amici, urla strazianti, il dolore che in una serata calda di agosto travolge le famiglie, altre 2 giovani vite spezzate in quella che doveva essere soltanto una serata di spensieratezza e divertimento. Primo caso di West Nile a Messina, una donna di 74 anni è ricoverata all'ospedale Papardo. Francesco Triolo. C'è un caso di West Nile a Messina, il primo nella città dello Stretto. Una 74enne si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Papardo con forte mal di testa e febbre alta, sintomi che accusava da giorni. I successivi esami di laboratorio hanno accertato un'encefalite e la possibilità di West Nile. Per lei ricovero in prognosi riservata al reparto di malattie infettive guidata dall'infettivologo Antonio Albanese. La donna in questione risiede in un'abitazione circondata dal verde e dove le zanzare proliferano facilmente. Il numero di casi di West Nile rispetto allo scorso anno è raddoppiato. Siamo passati ai 171 osservati al 20 agosto 2024 ai 351 di ieri. Ma non è l'unico numero ad essere cresciuto. I decessi, sempre rispetto al 2024, sono più che triplicati, passando da 6 a 22. I medici però invitano a non creare allarmismo. Nell'80% dei casi l'infezione da virus West Nile non produce alcun sintomo. Quando si manifesta lo fa in forma lieve con sintomi simili a quelli di un'influenza estiva, febbre moderata, mal di testa, dolori muscolari e articolari, nausea e perdita di appetito, in alcuni casi eruzione cutanea. Questi disturbi compaiono solitamente da 3 a 14 giorni dopo la puntura della zanzara infetta e durano pochi giorni, al massimo un paio di settimane. Palermo, un piccolo imprenditore denuncia e finiscono in carcere 2 estorsori legati alle famiglie mafiose di Brancaccio e Corso dei Mille. Ricercati altri 4, tra loro anche il figlio di un boss condannato in via definitiva nel 2019. Maglio Viola. 20 giorni di inferno, poi la denuncia ai carabinieri e un altro mese di indagini. È finita con l'arresto di 2 dei suoi estorsori, mentre se ne cercano altri 4, la vicenda di un imprenditore del Palermitano che ha scelto di non piegarsi alle richieste di Pizzo e di denunciare. In manette sono finiti Filippo Bruno, figlio del boss Natale, condannato per mafia con sentenza definitiva nel 2019, e Francesco Capizzi, noto con il soprannome di Bicicletta. Tutto inizia il 7 luglio scorso, quando Bruno e Capizzi, insieme ad altre 4 persone ancora non identificate, si presentano all'officina dell'imprenditore, che è titolare anche di un parcheggio. Da oggi devi pagare 1.500 euro al mese per la famiglia, gli intima Bruno. Richieste insistenti e ripetute anche nei giorni seguenti, fino a quando, all'ultimo rifiuto del 25 luglio, Bruno reagisce con uno schiaffo all'imprenditore. Sei un bastardo e un maleducato, aggiunge il figlio del boss. Questa aggressione fisica e verbale convince l'imprenditore a raccontare tutto ai carabinieri, che oggi hanno arrestato i 2 dopo aver identificato Bicicletta in Capizzi, mentre si cercano ancora gli altri 4 uomini, la cui identità è sconosciuta anche all'imprenditore. Le famiglie a cui sarebbero state destinate le somme sono quelle di Brancaccio e di Corso dei Mille, ma le indagini sono ancora in una fase iniziale.
Attenti ai falsi verbali che circolano a Taormina. Sono state trovate delle multe con l'intestazione della Polizia Locale di Catania e con un QR code per il pagamento di una presunta sanzione. In realtà si tratta di una truffa riconoscibile dal fatto che la data è incompleta, manca la targa, luogo e orario della presunta infrazione e le modalità di pagamento alternative. L'invito è a controllare i verbali e a segnalare quelli sospetti contattando la Polizia Municipale di Catania. E cambiamo argomento, continua l'eruzione delle 3 bocche attive sull'Etna. Oggi vertice in prefettura per coordinare le misure di sicurezza. Il sindaco di Biancavilla: non sfidate il vulcano. Lorena Dolci. L'Etna si è fatto in 3. Continua l'eruzione dalle 3 bocche effusive, sempre attiva la frattura a quota 3100 metri, mentre un po' più in basso la seconda bocca ha trasformato il paesaggio. A quota 2900 infatti la lava si è ingrottata, ovvero si è incanalata in un tunnel già solido, formando un piccolo ornitos, una struttura di forma conica. Ma l'attenzione è anche all'ultima arrivata, la bocca sul fianco meridionale del cratere di sud-est, da cui fuoriescono brandelli di lava incandescenti e una colatina che avanza in territorio di Biancavilla. Un grandioso spettacolo da godere però in sicurezza. Al tema è stato dedicato un vertice in prefettura a cui preso parte anche il sindaco di Biancavilla, che per primo ha emanato un'ordinanza di divieto. Il nostro vulcano, la nostra Etna è da ammirare ma non è da sfidare, quindi è possibile fruire del vulcano, avvicinarsi alla colata a determinate condizioni, che sarebbero quella di stare lontani 50 metri dal fronte lavico, ma comunque di essere accompagnati dalle guide alpine e con i presidi di sicurezza necessari. Il prefetto ha invitato tutti i sindaci del territorio ad adottare simili ordinanze. Attorno al tavolo anche gli esperti dell'Istituto di Vulcanologia, che hanno ribadito quello che già dovrebbe sapersi. L'Etna è imprevedibile e che comunque l'attività eruttiva continua, il tremore è in aumento, il rischio zero sull'Etna non esiste. Guerra dei tornelli, atto secondo. A Mondello denunciate minacce e un clima di illegalità dopo la rimozione dei sistemi di controllo. L'amministratore della società che gestisce la spiaggia, la gente occupa le spiagge, allestisce tavolate, attira i venditori abusivi e rifiuta di andare via. Il servizio. I tornelli sulla spiaggia di Mondello non ci sono più. I 7 varchi adesso sono aperti. La società italo-belga, che dal 1909 ha in concessione la spiaggia a 20 km da Palermo, ha obbedito al diktat del presidente Schifani dopo la mobilitazione per la spiaggia libera. Ma tornelli e staccionate erano regolari e condivisi con la regione, sottolinea con amarezza l'amministratore delegato, che denuncia l'attuale clima pericoloso. Oggi entra la gente al grido: viva la Vardera, tanto la Vardera ha detto che la spiaggia è di tutti, il mare è di tutti e io di qua non mi muovo, e abbiamo dei problemi di gestione di ordine pubblico molto gravi, per non dire gravissimi, con minacce continue e con gente che ha pagato e che è costretta ad allontanarsi. Il manager contesta anche le cifre diffuse da chi sta cavalcando questa battaglia. Se il canone annuo pagato è di 130.000 euro, gli utili, tolti i costi di impresa e l'IVA, ammontano a circa 500.000 euro. Tutto alla luce del sole regolare, sottolinea, sono altre le illegalità. Nella battigia ci sono le tavolate, ci sono i venditori abusivi di qualunque genere alimentare, sostanzialmente uno spazio autogestito di libera spiaggia. La sproporzione tra spiagge libere e stabilimenti tra 2 anni dovrà comunque essere rivista con il regime concorrenziale deciso dall'Unione Europea. Dal 2027 non solo la italo-belga, ma tutti i concessionari balneari dovranno ripartire da zero. Inizia il ritorno a casa per gli italiani in vacanza. Oggi, prima giornata di controesodo. A Messina per tutto il pomeriggio la coda delle auto è arrivata a intasare il viale Boccetta, creando parecchie difficoltà anche alla viabilità cittadina, come si vede da queste immagini. La Polizia Municipale ha presidiato gli incroci sensibili ed è stato decisivo l'innalzamento del piano viabilità alla fase 4, la più alta, con le auto che sono state dirottate sulla via Garibaldi, per poi tornare indietro
all'altezza di piazza Unione Europea. 7 le navi in esercizio della Caronten Tourist, 4 quelle di Blue Ferries. Anche il consorzio Autostrade Siciliane ha segnalato code e rallentamenti sull'autostrada A18 in direzione Messina alla barriera di Messina Sud Tremestieri. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e domenica si registreranno circa oltre 12 milioni di spostamenti. Agrigento, un'alba tra musica e mito nella Valle dei Templi. Mario Venuti ha affascinato il pubblico con un concerto suggestivo tra le colonne doriche, seguito da un percorso tra storia e natura. Emozioni senza tempo nel cuore della Magna Grecia. Davide Sarto. Non è stato facile uscire da un passato. Quando l'alba accende la Valle dei Templi, Agrigento si sveglia in un sogno. Amore bello, ma impossibile. All'alba Mario Venuti ha incantato il pubblico con i suoi successi e i brani del nuovo album Tra la carne e il cielo. Stagione, fammi vivere. Uno scenario del genere non capita tutti i giorni e poi fatto all'alba rende tutto ancora più magico. Sì, devo dire che ero abbastanza emozionato per la situazione. Poi l'esperienza guidata ha preso vita davanti al Tempio della Concordia. Camminando tra ulivi secolari e profumo di rosmarino, gli archeologi di Coop Culture hanno svelato miti e leggende. Quest'anno si è scelto di creare un connubio tra sonorità mediterranee date da un artista come Mario Venuti e i suoni, i colori dell'alba all'interno del sito archeologico. La tappa finale è stata al Tempio di Giunone, da cui lo sguardo abbraccia la valle e il mare lontano. Un'alba che risveglia l'anima, musica, storia e luce che svelano la bellezza senza tempo della Valle dei Templi. Una breve pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, tutto pronto a Palermo per l'esordio in campionato. Al Barbera domani i rosanero sfideranno la Reggiana, pochi dubbi, informazione per Pippo Inzaghi, attesi sugli spalti oltre 27.000 spettatori. Marco Gullà. Ed è già vigilia. Il campionato del Palermo inizierà domani al Barbera contro la Reggiana. Oltre 27.000 spettatori, il pubblico delle grandi occasioni per vedere all'opera il Palermo di Pippo Inzaghi. Iniziare con il passo giusto e il diktat di Casa Palermo. Una stagione in cui questa volta i siciliani non possono sbagliare. Occorre sacrificio, dedizione e soprattutto punti. Tanti per arrivare in Serie A. E allora la partenza deve essere calibrata e senza sporcature. Pochi dubbi di formazione per Inzaghi, si va verso la continuità sulla gara di Cremona. 3-4-2-1 con Bardi tra i pali, Diachité, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello in zona mediana, Giasi, Brunori a supporto di Poyampalo. Mercato ufficiale: Ioronen e Verli dal prossimo match saranno disponibili. Da risolvere la situazione legata a Magnani, assente per motivi familiari. Si va verso la rescissione. Il Palermo ha comunque già l'alternativa pronta: Vogliacco del Genoa. Pochi dubbi in formazione per Toscano in vista della partita col Foggia. Loi giocherà in mezzo al posto di Quaini. Per il mercato l'attaccante è la priorità assoluta. Marco Carli. Pelligra, che sarà domenica al Massimino, incontra la squadra in vista della prima. Intanto il Catania vive fra campo e mercato. Più campo inevitabilmente, visto che mancano poche ore all'esordio stagionale in C. Ma come avviene da tempo, le trattative si intrecciano nei primi turni con ciò che succede sul terreno di gioco, dove Toscano chiede di fare meglio di quanto visto a Crotone per convinzione, soprattutto sotto porta. Poi le occasioni i rossazzurri le hanno create e vogliono ripetersi col Foggia, concretizzando però contro una squadra giovane che resta in costruzione. Inevitabile da parte dei tifosi attendersi una partenza col piede giusto. Toscano recupera stop ed è disponibile da Ausilio. Il primo potrebbe essere utilizzato come alternativa a Jimenez dietro la punta, che sarà forte, mentre Rolfini ha ormai completato il suo recupero, ma resta da valutare la sua convocazione. Per il resto la formazione dovrebbe essere simile a quella vista in Coppa, con l'eccezione di Quaini squalificato, così come Martic. Dunque c'è la possibilità di vedere nella linea di centro 4 nuovi acquisti: Casasola, Donnarumma e Corbari, confermatissimi, a cui si aggiungerebbe Aloi con l'alternativa Jimenez in mediana. Mercato: intanto gli esuberi, problemi
problema comune a molte squadre, ne vanno piazzati almeno una parte per dare ulteriore impulso alle entrate. In arrivo, Leonardi resta sullo sfondo, un'opzione fra le altre che ci sono in attacco. L'obiettivo numero 1 è Caturano, con l'accordo da trovare però col Potenza, mentre in mediana si cerca un giocatore in più da inserire nella lista dei 23. Intanto, obiettivo Foggia, serve partire al massimo. Anche Siracusa e Trapani preparano l'esordio in campionato, situazione più complicata tra gli aretusei per la vicenda della fideiussione per il tesseramento dei nuovi. Il Trapani vuole partire forte per recuperare la penalizzazione. Francesco Triolo. Si avvicina la prima giornata di campionato, Siracusa e Trapani saranno impegnate in giorni diversi, domenica sera in Granata di Scena a Casarano, lunedì in posticipo gli Aretusei sul difficile campo di Salerno. Il Trapani è atteso ad una partenza forte per recuperare il gap degli 8 punti di penalizzazione che si trascina dalla scorsa stagione. La rifinitura di domani, prima della partenza per la Puglia, dovrebbe dare le ultime indicazioni a Totò Aronica, che ha tutto il gruppo a disposizione. Sul fronte mercato, dopo l'arrivo di ieri del difensore Diego Stramaccioni dal Gubbio, rimane da completare l'organico con un attaccante. Un nome sondato è quello di Ignazio Mocuna della Vis Pesaro. Trattative ci sono per la cessione dei centrocampisti Verna all'Ospitaletto e Segberg sul mercato estero. Valutazione in corso invece sulla conferma o meno di Sergio Sabatino anche per questa stagione. A Siracusa tiene banco il tema fideiussione. Senza l'integrazione, che comunque sarebbe in via di definizione, Marco Turati non può utilizzare i nuovi acquisti e la società non può tesserare nessun rinforzo. La situazione dovrebbe sbloccarsi nella giornata di oggi, così da mettere a disposizione del tecnico anche Filippo Damian, Jacopo Frosali e Motius Sapola, che si allenano con il gruppo dall'inizio della preparazione. Proprio Damian può essere fondamentale, visto anche l'assenza per squalifica di Guadagni. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa di Coppa Foggia. Altro capitolo, il direttore sportivo. Resta da capire ufficialmente la posizione di Antonello Laneri. La sensazione è che ormai siano distanti, per questo si fanno i nomi di Claudio Ferrarese, ex lucchese, e molto di più di Trevor Trevisan, che si è congedato a luglio dalla Casertana. E c'è una notizia, il Siracusa ha perfezionato il trasferimento dei fondi per il rilascio della fideiussione aggiuntiva necessaria per ampliare la possibilità di spese nelle operazioni di calciomercato, un impegno che il presidente Ricci aveva assunto nelle scorse settimane e che consentirà appunto di intervenire sul mercato per completare l'organico azzurro. E adesso una pausa, a tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.